Benvenuti, oggi è venerdì 20 settembre 2024. Il sole sorge alle 6:45 e tramonta alle 19:01. La luna si leva alle 20:21 e cala alle 9:25. Oggi è il giorno di Santa Candida. Il nome Candida deriva dal latino e significa naturalmente bianca smagliante. Il 20 settembre viene celebrata la Giornata internazionale dello sport universitario. Nata nel 2016 per volere della FISU, Federazione Internazionale degli Sport Universitari, rappresenta una celebrazione del sodalizio tra sport e studio universitario, a dimostrazione che il primo è una vera e propria palestra di vita, capace di migliorare le performance scolastiche e lavorative. Lo sport insegna che per la vittoria non basta il talento, ci vuole il lavoro e il sacrificio quotidiano, nello sport come nella vita. Queste le parole del celebre atleta Pietro Mennea riguardo il ruolo dello sport nella quotidianità. Compie oggi 90 anni un mito del cinema italiano e non, Sophia Loren. Già agli inizi degli anni 50 si impone tra le stelle del cinema grazie ai ruoli in commedie come Pane, Amore e in film hollywoodiani. Viene diretta nel 1960 da Vittorio De Sica né La Ciociara, che la porta all'Oscar, il primo a un'attrice italiana per un film italiano. Nel 1991 le viene assegnata la statuetta onoraria. Altri suoi film che hanno fatto la nostra storia del cinema sono Una giornata particolare, Ieri, oggi, domani e Matrimonio all'italiana. Festeggia invece 74 anni Loredana Bertè, una delle voci più graffianti della musica italiana, sorella minore di Mia Martini. Famosa per i suoi comportamenti sempre sopra le righe. Il suo album Traslocando del 1982 viene inserito dalla rivista Rolling Stone al numero 24 tra i 100 migliori dischi italiani della storia. Tra i suoi successi ricordiamo E la luna bussò, Non sono una signora e In alto mare. Ha partecipato complessivamente a 12 edizioni del Festival di Sanremo, vincendo il premio della critica Mia Martini nel 2024. Infine spegne 49 candeline Asia Argento, attrice, regista, cantante, attiva sia nel cinema italiano sia in quello internazionale. Figlia del maestro dell'horror Dario, è stata protagonista di Perdiamoci di vista e ha diretto Scarlet Diva. Nel 2007 a Cannes ha suscitato clamore una scena del film Go Go Tales, in cui bacia in bocca un Rottweiler. Erano le 9 del mattino quando l'artiglieria dell'esercito italiano, con a capo il generale Raffaele Cadorna, riuscì ad aprirsi una breccia nelle mura di Roma vicino Porta Pia. L'evento fu fondamentale per completare l'unità d'Italia, decretando la caduta definitiva del potere temporale dei papi. Sapete cosa significa organico? Eh sì, c'entra anche con la raccolta differenziata. In senso chimico, le sostanze organiche contengono carbonio ed il termine generalmente è limitato ai composti che contengono carbonio e idrogeno. Il carbonio costituisce il 20% di tutti gli esseri viventi e nessun altro elemento ha una simile versatilità strutturale per comportarsi allo stesso modo. Ma quindi che c'entra la raccolta differenziata? Quando la natura segue il suo ciclo spontaneo, il carbonio in tutte le sue forme torna al suolo, dove si disgrega nuovamente per il ciclo successivo. Quindi è molto importante raccogliere tutto l'organico e metterlo nell'apposito contenitore, in modo da poterlo smaltire nel modo più semplice ed ecologico possibile. Buon venerdì ai 12. Oggi la luna compierà un balzo da Ariete a Toro, quindi avremo una mattinata fatta in un certo modo, ma la serata si trasformerà. Vediamo come per i 12 Ariete.
La Luna oggi bisticcia con Venere ed è proprio sulle questioni sentimentali, dove vi sentite tagliati un po' fuori, che le cose in serata torneranno a posto proprio come le desideravate voi. Toro, preparatevi in serata ad accogliere una dolce e romantica luna che vi promette una serata fatta di incontri d'amore e di piacevolezze, e finalmente inizia un weekend in cui potete pensare alla coppia. Gemelli, la vostra giornata oggi prosegue dritta tutta la mattinata, assolutamente indaffarati e pieni, una luna che va molto d'accordo con Giove, che vi fa prendere accordi molto proficui e positivi. Anche il trigono del vostro Giove con la bella Venere vi porta fortuna in tutti quelli che sono gli accordi. La sera avrete voglia di riposare. Cancro, una giornata oggi che inizia un po' di quadratura, quindi con una serie di cose da fare e soprattutto con la paura che le reazioni di qualcuno possono essere un po' più sproporzionate di quanto non ve le aspettate. In serata invece avrete la sensazione di aver concluso molto bene e pacificamente la giornata. Leone, la luna oggi vi dà uno sprint iniziale in mattinata decisamente molto importante. Il pomeriggio vi sentirete stanchi ed avrete voglia di riposare, per cui lascerete perdere un po' gli impegni e probabilmente potrete disdire qualcosa in serata. Una luna oggi per voi Vergine che vi parla poco in mattinata e che quindi vi lascia un po' in balia degli impegni e dell'agenda, mentre invece in serata una promessa magari fatta al partner vi obbligherà in ogni caso, nonostante la stanchezza, a muovervi e a vedere amici uscire e buttarvi di nuovo nella mischia. Per i single incontri. Bilancia, la giornata di oggi porta una buona notizia. Dopo la mattinata in cui Luna e Venere litigheranno e quindi una crisi sentimentale si giocherà molto sull'attrazione e su come intendete la seduzione, in serata la luna placherà un po' i vostri animi e vi renderà comunque disponibili alla socialità, anche se non siete troppo convinti. Scorpione, in mattinata la giornata fila liscia, avrete degli impegni lavorativi importanti. L'opposizione della luna in serata però potrebbe lasciarvi un po' delusi, proprio perché non sarà probabilmente il venerdì sera che vi aspettavate, proprio perché tutta una serie di programmi probabilmente salteranno. Sagittario, una mattinata molto intensa e molto proficua, soprattutto volta alla soluzione di tanti piccoli impegni che finalmente vi lasceranno libero e sereno questo weekend come vi meritavate. Capricorno, la giornata oggi è ancora molto dibattuta tra impegni e qualcuno da convincere a fare la propria parte, mentre invece la serata si presenta romantica, intensa, passionale e piena degli affetti più cari. Acquario, una mattinata oggi decisamente molto soddisfacente, mentre invece la serata sarà piena di impegni che non avrete modo di soddisfare tutti, quindi selezionate e scegliete bene e soprattutto non costringetevi a fare o a stare in situazioni con persone che gradite poco. Pesci, la giornata di oggi è una giornata che dopo aver aggiustato le cose praticamente muore dalla voglia in serata di divertirsi, di essere mondana e soprattutto di incontrare qualcuno che non vedevate da tempo, quindi via libera al divertimento e alla socialità. La senatrice Lina Merlin, partigiana e insegnante, fu la prima firmataria del testo. La legge che prese il suo nome entrò in vigore il 20 settembre del 1958, imponendo la chiusura delle case di tolleranza in Italia. L'obiettivo era quello di fermare il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione. Sono sempre stata vivace e da piccola mi capitava spesso di ritrovarmi nei guai e sperare di non essere beccata dai miei genitori. In inglese si utilizza l'espressione high and dry. La traduzione letterale alto e secco non ci dice nulla. In realtà si usa per indicare quelle situazioni in cui non sai proprio come uscire fuori dai pasticci. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Se fosse nato qualche decennio prima, forse l'America l'avrebbe scoperta lui.
Anche Magellano, come Colombo, aveva la passione per il viaggio e la scoperta e grazie al supporto di Carlo V di Spagna, il 20 settembre del 1519 parte per raggiungere le favolose Isole delle Spezie. Partito con 5 navi e 237 uomini, Magellano riesce a completare l'impresa solo con vittoria, l'unica nave superstite e 18 sopravvissuti. La prima circumnavigazione della Terra è compiuta. Nel resoconto c'è tutto lo stupore per le scoperte avvenute. Nuove forme vegetali, animali mai visti e infine la scoperta più importante, la prova che la Terra è rotonda. Ci salutiamo con la frase del giorno. Il vestito di una donna dovrebbe essere come un reticolato, ovvero servire allo scopo ma non ostruire la visuale. E anche la puntata di oggi finisce qui. Vi auguro un weekend all'insegna della scoperta dei posti meravigliosi della nostra amata Sicilia. Arrivederci e a domani dalla vostra Martina.